Arcella, Brusegana, la stazione, ma anche Tencarola. In continua evoluzione la mappa dello spaccio della droga. Tra i padovani c'è chi si è rassegnato e chi invece si muove, ma solo con il cane da guardia. Guardate. Ancora cronaca, i ladri sono entrati in un appartamento del quartiere Montà rubando gioielli in oro e 120 euro. Rompendo la finestra poi si sono anche feriti lasciando delle evidenti tracce di sangue, ma sentiamo anche altre notizie da Padova e provincia. Bene, si chiude anche il nostro telegiornale, non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito e buona continuazione, arrivederci. Parliamo della rapina in pieno giorno alla filiale della Banca Antonveneta di Pieve di Curtarolo. 3 individui mascherati hanno rubato i soldi dalla cassa, ma all'uscita sono esplose le banconote civetta. È proprio il caso di dirlo, il bottino è andato in fumo. Continuiamo con la cronaca. 5 persone senza documenti all'interno dello stesso bar in una zona dell'Arcella. Proseguono dunque i controlli quotidiani della polizia alla ricerca di clandestini e spacciatori, ma questa non è l'unica notizia, altre da Padova e provincia. E dopo le previsioni del tempo si chiude il nostro telegiornale, non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e naturalmente vi auguro una buona serata. Arrivederci. Volantinaggio in città contro Italia Trasporto Pubblico in vista della grande manifestazione di venerdì a Venezia. Il biglietto potrebbe aumentare di 40 centesimi, passando dunque da 1,10 a 1,50. Comprensibilmente non mancano le reazioni, le abbiamo sentite. Quello che era diventato ormai il giallo dell'estate, possiamo anche chiamarlo il giallo delle panchine, si è ormai risolto. Sono state infatti trovate nei giardini di 2 abitazioni di San Martino di Lupari e di Santa Giustina in Colli, qui nell'Alta Padovana, le panchine rubate alla fine dell'estate scorsa al Golf Club di Cortina. Si tratta di dipendenti di un'impresa che stava svolgendo lavori di manutenzione, avevano caricato le panchine sul furgone portandole a casa. Sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso. Ma questa non è l'unica notizia, sentiamone altre, sempre da Padova e provincia. Queste erano un po' le anticipazioni, è proprio successo un trionfo di pubblico per questo concerto Red and Friends che è stato voluto e organizzato da Recanzi, il bassista dei Pooh. Ma allora vi proponiamo proprio la serata, guardatela. E adesso le previsioni del tempo. Per chiudere, l'aula studio denominata Il Pollaio è occupata da 3 settimane dai ragazzi che ne impediscono lo sgombero. Le immagini. E ora parliamo di una piccola rivoluzione, non più epigrafi di carta ma schermi elettronici per comunicare alla comunità la scomparsa dei propri cari. Ne saranno installate 10 a Vigo d'Arzere e 10 a Cadoneghe e in futuro ospiteranno anche delle comunicazioni di servizio del comune. Vediamo questa novità. E anche il nostro telegiornale si conclude, grazie per averci seguiti e buonasera, a domani. E nello stesso orario del ritrovamento senza vita di Malvestio, un posto di blocco dei carabinieri fermava a San Pietro in Gu un'auto con 4 uomini a bordo. Sono stati fermati per ricettazione, servizio. Uno spot per promuovere l'ora di religione a scuola. La diocesi di Padova scegliere di far parlare dei giovani ragazzi immigrati. Eccoci di nuovo in studio, adesso invece lo sport con il calcio, con una situazione ancora pesante di infortuni. Il Padova si prepara ad affrontare il Crotone, domani il match con i calabresi alle Ugane, oggi l'ultima rifinitura. Sentiamo il mister. E proprio sulla criminalità nell'Alta Padovana, dopo anche l'ultimo tragico fatto, lo avete appena sentito, ci riferiamo all'omicidio del pensionato di Massanzago, l'onorevole sindaco di Cittadella ritorna il leghista Massimo Bitonci. Da lui arriva una proposta, cittadini sentinelli del territorio contro l'imperversare delle bande di criminali. Sentiamo. Casalinghe, lucciole, professioniste a orge, si poteva trovare davvero di tutto nel sito web gestito dall'ex assessore di Barbarano Vicentino Alessandro Costa, arrestato ieri dai carabinieri della Compagnia di Padova. I dettagli. Ancora cronaca, hanno percorso decine di chilometri in fuga sulla loro auto come una mina vagante tra le province di Padova e Venezia. Hanno speronato, pensate, 5 auto sia della polizia che anche di ignari automobilisti, poi sono fuggiti a piedi nei campi di Padova Ovest ed Est, ma sentiamo la dinamica di questa incredibile scorribanda. E ora qualche istante di pubblicità, tra poco in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il famoso RIS di Parma è stato oggi a Monselice per effettuare prelievi nel caso di omicidio di Jules Sousa Moreira. Gli esperti dell'Arma hanno raccolto e repertato materiale che servirà a far luce su molti interrogativi che sono ancora aperti. Sentiamo che cosa allora è emerso. Ha pensato di riconquistare la sua amata con un metodo piuttosto discutibile, minacciandola di diffondere le foto dei loro momenti, le foto intime dei loro momenti d'amore. Un 19enne è così finito denunciato per violenza privata. Sentiamo questa storia.
Passa con il rosso ad un semaforo, dietro c'è la gazzella dei carabinieri che lo ferma per una banale contravvenzione, ma il caso vuole che dall'auto venga gettato un pacchetto di cocaina e così il conducente è finito in arresto. I dettagli. Buonasera, ben ritrovati a tutti i telespettatori. Questa è l'informazione da Padova e provincia che si apre con lo spaccio di droga a Padova, che non risparmia nemmeno le chiese, ve lo abbiamo riferito anche ieri. Ieri infatti l'intervento della Polfer nel Tempio della Pace, oggi quello dei Carabinieri che hanno arrestato uno spacciatore proprio sul sagato della Chiesa delle Cave. Il primo servizio. Da oltre 2 mesi usavano carte di credito clonate per procurarsi denaro da reinvestire poi in droga. Sono i 2 giovani appunto arrestati dai carabinieri di Cittadella. Il blitz ieri sera, uno dei due stava infatti per lasciare il Veneto. Eccoci di nuovo in studio, riprende il nostro telegiornale con lo sport e il calcio. Non ce la fa neanche stavolta il Padova a sfatare il mito negativo della vittoria fuori casa. In compenso però offre una rimonta da sogno, il recupero con Livorno diventa un match ricco di gol. Alla fine un punto a testa, la classifica che rimane invariata. Vediamo le immagini più belle di questa partita.